Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, seconda gara, Malesia, Kuala Lumpur. Ragazzi, qualificazioni sotto la pioggia e secondo, 1:43.600, niente di che, purtroppo ho fatto un incidente, mi sono mangiato un sacco di minuti nelle riparazioni, vabbè, pazienza raga, per la gara comunque è previsto cielo sereno. Come dice il buon Piada, senza ulteriori indugi, andiamo. Vai ragazzi, seconda tappa del mondiale. Sepang, Malesia, si parte alla seconda posizione, rombo di motori, si spengono le luci rosse, vai, il Gran Premio della Malesia. Ok, siamo primi alla prima curva, dopo la prima curva, ottimo. Ragazzi, purtroppo devo imparare a, come si dice, a parlare un po' di più durante le gare, ma con Formula 1 faccio fatica perché non riesco a concentrarmi. È importante vincere prima delle gare perché fatalità le prime gare sono quelle dove vado meglio, dopo iniziano i problemi. Che assetto di merda che ho fatto. Siamo tutti là, sta formando il trenino. Sì, siamo proprio là. Merda, un po' lungo. Perché la prossima forse mi pare sia in Cina o Cina mi pare, sì, che là non è certo una gara dove sono favorito. Giri di merda che sta facendo. Oh Dio mio. C'ho Gigione. Ho Gigione Hamilton che mi sta alle costole. Eccolo qua Gigione. Maledetto Gigione. Questa è più combattuta ragazzi. DRS abilitato. Che bello. Comunque nuvoloni minacciosi ragazzi, un mondiale col sole non c'è, 2 gare e 2 giornate di merda. Giro record di Felipe. Il giro più veloce. Oh mio Dio. Comunque è un bel po' che ho certi giochi li ho un po' mollati, vedi Formula 1. Prestazioni al di sotto delle mie possibilità.
forte, la vettura alle tue spalle si Ho capito, avvicina. so, che ce posso fare. No, merda lungo. Ma no, sono un pirla, ragazzi. Ma Dio Christus. Che pirlone. Hamilton è al comando. Devo andare a caccia di Luigino. A caccia di Luigi. Che cagate che faccio. Ci restano solo un paio di giri, quindi se vuoi sorpassare il pilota che ti precede, devi darti da fare ora. Ok. Oddio ragazzi, io mi scuso se non riesco a vaneggiare o a commentare in maniera completa, ma non riesco ancora ad abituarmi a parlare e a correre insieme. Ho anche il problema del Dio Cristo! Del perché con Shogun non riesco a giocare in live. Che appena parlo faccio le cappelle. Vai spingi. Vai Fernandone. Mamma mia che gara. Mamma mia, ho rischiato testa coda qua. Le gomme hanno raccolto dei detriti, finché non si staccheranno avrai problemi di aderenza. Grazie, Resta caro. sulla traiettoria ideale. Aumentiamo la miscela del carburante. Quante sbavature, comendone. Tutti là siamo veramente incollati. Vettel è alle tue spalle, ma il distacco è minimo. Vettel comunque supera Luigino Hamilton, ragazzi. Massa è quarto. Bene Massa. Giro record per Webber. Sta spingendo al massimo. Webber ha fatto un incidente perché è molto indietro. Vai di Kers. No, l'errorazzo. Ok. Mamma mia, tutti incollati, raga. Final lap. Perché dobbiamo portare a casa il secondo successo stagionale. Vettel è alle tue spalle, ma il distacco è minimo. Dai, però un secondo ho guadagnato qualcosa. Merda, no, adesso. No, l'ultimo giro, Marchetto. Pochi metri separano Alonso dal secondo successo stagionale. Sta maturando per la Ferrari il secondo successo consecutivo dopo Melbourne, Sepang.
manca poco. No, ma ho inchiodato, cazzo. Hamilton supera Vettel comunque. Ed è ultima curva per Alonso ed è successo, attenzione, successo per Fernando Alonso, seconda vittoria per il ferrarista. Grandi. E i due, adesso poi iniziano le gare un po' complicate per me, soprattutto Cina, madonna, Cina la odio. Gara fantastica, grandi. Complimenti per la vittoria, abbiamo conquistato 25 punti. Siamo primi in classifica, primo Alonso 50, Hamilton 36, Massa 30, Vettel 24, Button 20, Rosberg 10, Petrov 8, Schumi 8 e poi via via tutti gli altri. Costruttori, Ferrari 80, McLaren 56, Red Bull 30, Mercedes GP 18, Lotus Renault 14, Sauber 4, Toro Rosso, Force India 0. Ed è un altro successo per Fernandone che festeggia il grande Fernando Alonso. Ragazzi, con questa immagine un saluto dal Comendone. Ciao!